Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come sapete io ho aperto il canale inizialmente con il gossip proprio, quindi oggi girando per il web ho trovato questa notizia che ha qualcosa di assurdo. Anche io all'inizio ho fatto video uomini e donne, queste cose così. Oggi esce una bella sorpresa, anzi un bello scoop, diciamo così, che secondo una signora Gemma Galgani avrebbe preso in giro tutti, avendo una relazione da ben 7 anni con un uomo fisso al di fuori del programma, diciamo, della TV. Quindi tutti quanti potranno essere delusi da questa cosa, ma nelle ultime ore una segnalazione di una signora, di una sua amica, che scrive, possibile che non vi accorgete di nulla, che questa da anni c'ha un fidanzato fisso e voi non ve ne accorgete, cioè ha mandato in redazione una lettera, diciamo così, ha postato, anzi, la signora Gerani, sì, sì, io ho cominciato così con il gossip in effetti, avvocate, quindi non sono ritornato, ho voluto fare questa qui che ho letto in particolare, quindi io inizialmente ho aperto questo canale con il gossip, quindi uomini e donne, tutte queste cose così. Quindi oggi ho letto che Gemma Gargani è uscita fuori che da 7 anni conduce questo programma di uomini e donne, ma in realtà lei ha un uomo fisso, quindi secondo diciamo tutte queste persone lei ha un uomo fisso al di fuori dello schermo, quindi dicono possibile che Maria De Filippi non si accorge di nulla, questo è quello che la signora ha postato, dice possibile che ve lo devono dire gli altri. Vabbè ragazzi, anche se fosse così la spiegazione è normale ragazzi. Io inizialmente ho fatto questo canale con il gossip e vi posso garantire che quando facevo un video di questa Gemma Galgani ragazzi, le visualizzazioni diciamo salivano maledettamente, quindi questa Gemma Galgani a distanza pure di 7 anni ragazzi va ancora di moda. In effetti fra lei e Tina che bisticci ne fanno, quindi portano sempre l'audience diciamo in tv e quindi conviene sia a Maria De Filippi che a lei, quindi è normale pure che forse è tutta una montatura. Eh sì, francesi. No, no, non lo vedo che da quando ho finito il gossip sui canali, però adesso ho trovato questa notizia e ho detto la voglio fare, questa è forte, no? È un inciucio, come lo chiamo io, forte, quindi da ben 7 anni lei si vede con un uomo fuori dal programma, quindi in effetti sta prendendo in giro un po' tutti. Quindi però purtroppo ragazzi è pure vero che lei porta molto audience diciamo a Italia 1, a Canale 5 dove sta lei. Quindi secondo me è tutta una cosa, una farsa in effetti ragazzi, perché Canale 5 sì, io non mi ricordavo neanche che quel canale era. Quindi tante volte Tina Cipollari l'ha accusata di avere un altro uomo, però erano solo parole fatte così a vento. Però stavolta una signora al di fuori del programma, che non ha nemmeno voluto dire chi era, ha detto che ha un compagno da anni. Non capisco come la redazione non lo sappia, e io sì. Dire che questa è una vergogna. Sì, sì, è vero ragazzi, Maria giustamente lo fa per gli ascolti, quindi questa signora dice non vedo come mai la redazione non prenda provvedimenti, oppure faccia un'indagine su questa persona e vede che è veramente impegnata al di fuori di questo programma, che parliamoci chiaro, sono 7 anni che questa deve cercare questo uomo famoso. Ma sì, ha fatto qualche fit con Giorgio Manetti, Marco Filippo, però a finale, vedi, è sempre tornato sui suoi passi a finale, quindi qualcosa ci sta che non va. Possibile che questo non trova l'amore, a parte che molti di loro vanno lì a perdere tempo, ah, rimangono là sempre per farsi vedere, quindi no, è Canale 5, sono uomini e donne, in effetti è una signora di Torino
che lavora in un museo, mi pare, se non vado errato, che sono 7 anni che sta in questo programma e che non trova questo famoso fidanzato. Questo programma in effetti devi trovare la tua coppia, diciamo la tua altra metà, e te ne deve andare via, diciamo, dal programma. E quindi questo è il compito, ragazzi. E allora bisticciano fra di loro, allora l'audience sale perché sono tipo inciuci di donne. E allora Maria De Filippi viene con la TV. Sì, sì, poi la Cipollari, avete visto, una volta si veste da mummia, una volta gli butta l'acqua addosso. Comunque ne succedono di tante là dentro, quindi diciamo che è un casino al finale, però funziona, ragazzi. L'audience va bene, quindi anche se questa c'ha un uomo fisso, a Maria De Filippo cosa importa? Tanto basta che l'audience sale, so soldi, ragazzi, quindi ce l'ha o non ce l'ha, che se ne importa la redazione. L'importante è che il programma va bene. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, faccio un bel caffettino. Ho voluto fare questo. No, io non ci andrei mai. A parte che secondo me lì è tutto falsato, secondo me là è tutto programmato, come tanti programmi, quindi non credo sia reale là, ma né uomini e donne, né Isola dei Famosi, ciao avvocate. Secondo me non è vero mai nulla, là è come un copione, devi seguire le loro regole, quindi non è che tu sei libero là, no, tu devi attenerti a delle regole. E GM Calcani non fa eccezione, quindi può darsi pure che sia tutta una montatura, quindi basta che la TV, ragazze, viene, l'audience va bene, allora può stare bene tutto a loro. Vabbè, ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Grazie Marcus, buona giornata a te, buona giornata a Alessia, a tutti quanti, ciao Avvocatella. Poi ci sentiamo più tardi con qualche notizia più a moccatella, avvocatella, non moccatella. Ciao Francesco, sì, sì, faccio un bello caffè, dai, ci vuole proprio. Oggi sei schiattato di nuovo qua, Francesco. Pare che stiamo in Africa, qua. Davvero non se ne può più. Io faccio la danza della pioggia, già fai. Vabbè ragazzi, mi vado a fare un caffettino. Ciao Olive, ciao a tutti ragazzi. Faccio un bel caffè e mi sveglio un poco perché sto caldo proprio. Mi sta stonando proprio. Ciao Francesco, ciao ragazzi, ciao a tutti.